Preside, oggi giornata mondiale della filosofia con la presenza di un autore per parlare appunto del saggiatore Galileo e l'autonomia della ricerca scientifica. Continuano gli incontri con gli autori della scuola, dopo quello del Palacongressi di qualche giorno fa. Oggi in realtà noi celebriamo la giornata mondiale della filosofia, giornata indetta dall'UNESCO proprio per celebrare una disciplina che in qualche modo favorisce lo sviluppo del pensiero umano. È una disciplina, la filosofia, che indubbiamente avvicina al dialogo interculturale i nostri ragazzi e consente di costruire una società aperta ed inclusiva. Per questo nel curriculum del Liceo Leonardo la filosofia ha un posto assolutamente di rilievo e noi ogni anno non cerchiamo sempre di celebrare questa giornata proprio per dare a questa giornata il valore che merita. È indubbio che per i ragazzi è importantissimo l'approccio alla filosofia, perché consente loro di sviluppare un pensiero critico, dal momento che riescono a mettersi in relazione con altro, soprattutto a dare un peso e un valore alle parole degli altri, perché la filosofia del resto è lo strumento più adeguato per affrontare le sfide contemporanee, ma soprattutto per creare le condizioni intellettuali del cambiamento. Per questo noi regaliamo ai nostri ragazzi ogni anno la celebrazione di questa giornata con figure di alto spessore come quella del professore Giudice. Oggi qui ad Agrigento all'Istituto Leonardo per festeggiare, parlare, insomma, ricordare la giornata mondiale della filosofia attraverso anche un suo testo. Sì, quest'anno qui presenterò un libro di cui quest'anno ricordano i 400 anni dalla sua pubblicazione, Il saggiatore di Galileo. Sarà l'occasione per parlare dell'importanza di Galileo, del metodo scientifico, dell'autonomia della scienza e di come questo possa avere ancora un significato per i ragazzi e per invogliarli ad intraprendere una qualsiasi tipo di carriera, non solo scientifica, con la consapevolezza che per fare ricerca bisogna avere un metodo e che questo metodo va perseguito con un minimo di rigore. In questo momento in cui i social sono presenti, quanto è importante parlare e discutere di filosofia anche per i giovani che rappresentano il futuro della nazione? Parlare di filosofia è sempre importante, perché possiamo in senso generale considerare la filosofia come un esercizio del pensiero, un esercizio critico del pensiero, quindi la capacità di analizzare gli eventi, la capacità di analizzare la situazione di qualsiasi livello. Quindi celebrare la filosofia significa celebrare la capacità cognitiva e analitica dei ragazzi.